La tradizione ci fa immaginare un Bartolomeo maturo, più anziano degli altri apostoli, un uomo rozzo che parla senza mezzi termini. Della figura del santo però il vescovo, stamani nella chiesa della Ginestra, a Riva Trigoso, recupera un altro aspetto. Bartolomeo è un entusiasta, spiega, è colpito dalla capacità di Gesù di leggergli dentro, per questo lo segue con slancio e dedizione. È l'insegnamento che Monsignor Tanasini rivolge a tutti per essere oggi cristiani autentici. Abbiamo bisogno di essere cristiani entusiasti, non cristiani addormentati. Dobbiamo scoprire quello sguardo di Cristo nel profondo del nostro essere che ci scuote, che ci trascina, che ci fa conoscere a noi stessi, che demolisce ogni maschera. Essere cristiani autentici non vuol dire essere chiusi o rigidi, prosegue il vescovo, ma prendere sul serio e vivere con coerenza il Vangelo. E in questo modo davvero facessimo tremare il mondo dell'amore di Dio, della luce della sua verità. Durante la messa un ragazzo ha ricevuto la cresima. Nel giorno di San Bartolomeo la comunità ha potuto così recuperare le proprie radici cristiane. Il papà di Marco ha ricevuto il trasferimento di lavoro a Livorno ed è stato bello ragionare un po' su questo trasferimento e anche il desiderio di Marco e della sua famiglia di concludere quel cammino iniziato qua all'iniziazione cristiana, quindi ai sacramenti. E allora oggi con gioia abbiamo celebrato anche la cresima di Marco. Una festa nella festa per una parrocchia dove l'entusiasmo non manca, soprattutto grazie alle tante persone che aiutano e di numerosi giovani. Questa è proprio una festa qua nella nostra parrocchia perché davvero c'è chi prende ferie apposta per poter dare una mano, le famiglie fanno festa e si riuniscono, mangiano insieme e anche i giorni delle sere scorse in cui abbiamo comunque festeggiato insieme sono stati giorni molto particolari.